Io sono qua perché sono stufo che quel coglione Moderiamo i termini. non si attenga alle regole della strada. Io? Tu, sì. Io, pagando le tasse, contribuisco alla creazione delle piste ciclistiche. Ciclabili. Maimona, quel che lei. Nonostante questo, quel coglione Moderiamo i termini. continua a stare sulle strade che sono ancora più strette perché abbiamo costruito delle piste che lui non usa. Il 90% delle piste è ciclopedonale. Trovi le mamme col passeggino, gente che cammina in gruppo che invade senza preavviso la parte destinata alle bici, persone che portano a spasso il cane col guinzaglio allungabile che il padrone è in centro e il cane è già a casa e avanti. È per questo che non siamo obbligati a usarla. Ridicolo. Tu non la usi neanche se la pista è solo ciclistica. Ciclabile. Poi che anche le strade a volte sono pensate e fatte male. Questo non mi autorizza ad andare con la macchina sulla pista ciclibile. Ma vede che non ci arriva, è limitato. A volte io non riesco neanche a rispettare i limiti imposti sulle piste. Mi devo allenare io, sono un atleta professionista. Tutti i campioni, signore giudice, mi lo so. Eppure li vedo tutti con una bella panza in mezzo alla strada a rompere i coglioni. Moderiamo i termini. A creare disagio. Quasi sempre in gruppo, perché ha da contarsi. Ma noi andiamo via in gruppo per difenderci da loro. Ci spieghi meglio? Loro dovrebbero sorpassarci mantenendo la distanza di 1,50 m. Per fare questo a volte devono invadere l'altra corsia, aspettando non ci siano macchine nell'altro verso. Ma loro sono sempre stressati di corsa, per cui ci fanno il pelo. Se noi andiamo via in gruppo, loro sono obbligati a fare sorpasso largo. In più, il fatto di occupare più spazio aumenta anche la visibilità. Che serve visto che loro sono sempre distratti dal cellulare. Loro ci tengono tanto a questo 1,50 m di distanza. Ma com'è che quando siamo in coda o al semaforo loro possono strusciarci con la bicicletta sulla macchina? Ma non si ragiona. Ma per forza, ebete che non ti sia. Testa da batter pari. Basta, deciso! Da oggi l'automobilista prometterà di mantenere sempre 1,50 m di distanza. Ma al contempo il ciclista non correrà più in gruppo e cercherà di stare, quando non possibilitato a usare la pista, il più vicino possibile al bordo della careggiata, ok? Per me è ok. Per me va bene. Evviva, pace fatta! Ma che non ti sia altro. La verità sta sempre nel mezzo, no in mezzo a strada a rompere i coglioni. Moderiamo i termini.